Presente per Chioggia al Seafood Expo Global 2023 di Barcellona l'assessore Elena Zennaro. Qui è stato presentato a livello internazionale il docufilm sul patrimonio culturale della pesca che è stato proiettato lo scorso venerdì a Chioggia nell'Auditorium San Nicolò. Salsedine il titolo. Consiste in un'opera realizzata a cura dei Flag GAC per far entrare mestieri e attrezzature della pesca nella lista rappresentativa del patrimonio immateriale dell'UNESCO. Qui è stato presentato il Libro bianco della pesca e dell'acquacultura della Regione Veneto alla presenza del senatore De Carlo e dell'assessore regionale Corazzari. L'area Italia è stata inaugurata dal ministro Lollobrigida, che ha introdotto l'evento con uno splendido intervento sull'importanza di fare sistema, cioè di lavorare in squadra e presentarci al mondo come la grande nazione che siamo, per la qualità che contraddistingue il Made in Italy. Non a caso a questa fiera del settore ittico, come a Vinitaly, partecipano più ministri. Ieri era quindi presente il ministro Lollobrigida in collegamento al ministro Musumeci. Oggi sarà la volta del ministro San Giuliano. 2 giornate di incontri. Ieri la presentazione con l'incontro sul patrimonio culturale della pesca e candidatura alla lista rappresentativa del patrimonio immateriale dell'UNESCO, a cura dei Flag Abruzzo, Marche, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Veneto e Toscana. Presente il presidente del Flag veneziano Antonio Gottardo. Altri incontri incentrati su un progetto Interreg Italia-Croazia, sul futuro delle OP, organizzazione dei produttori, e sui controlli del settore della pesca, con la partecipazione dell'ammiraglio comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Nicola Carlone. Oggi 2 incontri, il primo sulla cucina italiana candidata a far parte del patrimonio UNESCO e la presentazione del Giro d'Italia 2023, a cui parteciperà il già vincitore Damiano Cunego. Vi presento in questo caso Gonzaga Food, che è un laboratorio artigianale di Mantova, tutta produzione artigianale di altissima qualità. Questi abbiamo una serie di biscotteria, quindi andiamo dai baci di dama, piuttosto che i nostri meravigliosi tartufi al rum. I tartufi al rum sono aromatizzati al rum, quindi la parte alcolica non c'è, quindi vanno benissimo anche per ragazzi o bambini. Sono dei dolcetti al cioccolato veramente molto squisiti.